Per fare il legno ci vuole l'albero, per lavorare il legno ci vuole Mercator, azienda specializzata nel settore del commercio di macchine utensili, impianti e attrezzature usate per la lavorazione del legno. 13.000 metri quadri da visitare, 2 magazzini con vasta scelta. Tutte le macchine proposte sono disponibili e visibili. Mercator, garanzia, professionalità, serietà a portata di mano. Proseguono le operazioni di spegnimento e bonifica delle aree interessate dagli incendi in tutta la regione, con l'impiego di personale a terra e mezzi aerei. Focolai ancora attivi sul Carso, in particolare a Iamiano e Savogna di Sonzo, nonché Resia e Prepotto. Mezzi aerei disponibili, 2 Canadair ed un elicottero della Protezione Civile attivi su Resia. Gli altri mezzi al momento stanno operando, con l'ok del direttore operazioni di spegnimento, per alzarsi in volo sul Carso. Molte le squadre di volontari della Protezione Civile regionale in assetto di antincendio boschivo, attive fin dall'alba in supporto ai Vigili del Fuoco e al Corpo Forestale regionale. Già attivi 37 volontari e 16 automezzi. I volontari attivi nella giornata di ieri sono stati 249 con 98 mezzi al seguito. Entro la giornata di oggi sarà pronta nel frattempo la viabilità alternativa in Alvio, nel Rio Resia, per togliere le comunità della Val Resia dall'isolamento causato dall'incendio sul monte di Resiut. Dalle 10 di questa mattina la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina in direzione Trieste è ritornata finalmente alla normalità. Dopo le verifiche svolte nella giornata di ieri da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia, sono intervenute per ripristinare i binari e i collegamenti danneggiati dal violento incendio che sta interessando il Carso. Questa mattina sono state fatte le prove con alcuni convogli e alle 10 in punto si è deciso di riaprire la tratta. La circolazione rispetterà quindi gli orari consueti. Ha ripreso la normale attività anche lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone. Questa mattina ha verificato rientro nella norma dei valori della qualità dell'aria e il primo turno di lavoratori è entrato regolarmente al cantiere. Lo stabilimento è rimasto chiuso per 2 giorni, ieri e l'altro ieri. Si è tenuta presso la Freedom Tower di New York una commovente cerimonia a cura dell'Eraple del Friuli Venezia Giulia, che ha voluto simbolicamente, con la deposizione di un fiore, ricordare le 26 vittime di origine friulana perite nell'attentato dell'11 settembre, per poi partecipare ad una funzione religiosa celebrata in loro onore. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.